Al tuo popolo, bella Signora, che niente giubilo, oggi vi onora. Lo sguardo di Maria si posa benedicente sugli anziani ospiti dei P Istituti Riuniti di Santa Margherita Ligure, tappa del pellegrinaggio di Nostra Signora di Lourdes in diocesi. Gli ospiti della struttura ne attendono l'arrivo in silenzio, interrotto solo dal canto e dalla preghiera. Un momento semplice e raccolto che dona speranza a chi affronta la vita con le proprie fragilità. L'Unitalsi di Chiavari, nell'organizzare il percorso della peregrinazio, ha offerto questa possibilità a diverse realtà, in un itinerario che ha toccato diversi ambiti pastorali, offrendo la possibilità a molti di poter incontrare Maria. Siamo un po' stanchi, la verità è questa, ma abbiamo ricevuto un clima di gioia e di speranza in ogni tappa che abbiamo fatto, e questo è quello che veramente ci gratifica. L'Unitalsi, quando va in pellegrinaggio a Lourdes, è soprattutto un aiuto ai malati, quindi un volontariato un pochino faticoso, ma quello che noi riceviamo è molto di più di quello che diamo. Nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio a Rapallo il secondo appuntamento della giornata nel Tigullio occidentale. Nella chiesa gremita il vescovo emerito Alberto Tanasini ha presieduto la celebrazione eucaristica, ricordando il messaggio che giunge dalla grotta di Massabielle. L'esperienza di Lourdes è un'esperienza che dà alla vita pienezza, senso, che dice: Maria mi guarda, mi aspetta, mi parla, mi aiuta, mi sostiene, mi guarisce.